alla retta, io voglio trovare la distanza tra il punto e il piano, distanza minima, distanza lungo l'ortogonale, quindi ancora una volta dovrò cercare l'ortogonale dal punto alla retta. Stavolta però non sono definite una e una sola, ma anche questa come la troverò? Grazie ad un piano ausiliario alfa ortogonale a R e tale che P appartenga ad alfa. Questo è il primo passaggio da vedere. Poi cercherò il punto Q di intersezione tra R ed alfa e al solito il segmento PQ è la distanza che sto cercando ed è l'unica retta, a volte una da sola, che da P posso mandare ortogonale ad R. Quindi ancora una volta il secondo passaggio sarà un'intersezione retta piano. Il passaggio che ancora non siamo in grado di fare è poi l'ultimo, ovvero sia la ricerca, ho scritto VC e la grandezza del segmento che vedremo nelle lezioni prossime. Allora, applichiamolo a due casi. Uno simile a quello visto in precedenza, un altro si cambia un po' carta in tavola, come succede spesso all'orale, e si vede come risolvere. Allora, prima cosa, distanza di un punto del primo dietro da una retta del secondo. Che il punto non appartiene alla retta, quindi immaginiamo una situazione di questo genere: punto del primo dietro e retta del secondo. Non significa nulla, nel senso che poi magari all'esame ci si inventa retta del terzo e punto del quarto, ma non è che cambi il discorso. Ripetiamo il discorso di prima, cioè osserviamo lo schemino base che abbiamo e osserviamo ancora una volta che devo disegnare il piano ortogonale alla retta e contenente il punto. Quindi ancora una volta dovrò utilizzare una retta ausiliaria. La migliore sappiamo che è la retta orizzontale, che in seconda proiezione passa per il secondo ed è parallela alla linea di terra, e invece in prima proiezione il discorso che abbiamo fatto prima non cambia di niente. Vi ho detto che spesso i due esercizi si tendono a confondere perché sono molto simili. Stavolta sarà ancora una retta che, dovendo essere parallela alla figura alfa 1, dovrà già essere ortogonale al primo e ovviamente passate per il primo. Quindi questa è la prima proiezione della nostra retta. Questo mi permette di determinare la tipo 2 della retta M, che dovrà appartenere ad alfa 2 per garantirmi l'appartenenza della retta e di conseguenza del punto al piano che sto cercando. E il piano che sto cercando è questo. Questa è alfa 2 e poi da dove incontra la linea terra parallela a M', o se preferita di nuovo ortogonale alla R' o alfa 1,
e ho fatto il primo passaggio, cioè ho trovato la proiezione, la prima e seconda traccia del piano A. Ora devo trovare che cosa? L'intersezione della retta R con il piano. Ma so fare questa intersezione? Certo, prendo un piano ausiliario verticale, prendo un piano ausiliario frontale, se mi sta nel foglio bene, se no so come fare. Allora, supponiamo, per vederlo, per vedere una cosa in più, che io prenda come piano verticale quello che piano ausiliario, il piano verticale che contiene la retta, che vi evidenzio patriotticamente in verde. E vedete che però nella retta intersezione ho solo la prima traccia che riporto in seconda proiezione. Solo la prima traccia perché la seconda io non ce l'ho. Può succedere. Come posso fare? Sappiamo fare l'intersezione tra due piani che non si incontrano nel fondo? Certo che sì. Vi ricordate come abbiamo fatto? Cioè, vi ricordate la domanda retorica? Nel senso che qui ci voleva una ola, non un sì, una ola, però ipotizziamo. Vi ricordate che quando io avevo questa situazione, cioè due piani che non si incontrano nel foglio, utilizzavo un piano ausiliario orizzontale che mi dava una coppia di rette orizzontali che mi permetteva di trovare un punto della retta intersezione che poi sapevo di trovare. No? Quindi, questa è una costruzione nota. Guardate che la ritroveremo molto più avanti, quindi vi ridirò, ve lo ricordate, allora lì sì che saremo quasi a Pasqua, allora lì sì che poi ci sarà gente che guarda il soffitto, no? Allora, fate finta di ricordarvelo e applichiamolo qui, utilizzando proprio come piano orizzontale, quindi questo piano ausiliario orizzontale lo chiamo gamma, chiaramente solo gamma 2, utilizzo proprio quello che contiene la retta M, così sporco il foglio meno possibile. Allora, le due rette orizzontali che nascono selezionando i due piani, uno è il piano verticale contenente la retta, chiamiamolo beta giusto per dargli un nome. E l'altro è il piano alfa, ce l'ho queste due rette, una è proprio M, quella di alfa è proprio M, quella di beta, essendo un piano verticale, ovvero presente prima, è la stessa beta 1, quindi il punto che io cerco laddove si incontrano le due rette orizzontali, qui diventa il punto in cui la retta M incontra il piano beta, incontra la beta 1, quindi a questo punto qua che riporterò in seconda proiezione sulla retta M stessa, cioè qui. Questo è il punto equivalente di quello che qui avevo trovato grazie alla coppia di rette orizzontali. Qui la coppia di rette orizzontali continuo ad averla, una è la stessa M, l'altra, essendo beta verticale, coincide ancora con beta 1 perché, cosa che ho sempre detto, il piano verticale prende prima tutto ciò che mi sta sopra, quindi anche le due rette orizzontali coincidono prima proiezione con beta 1. A questo punto ho la retta intersezione tra i due piani che ovviamente avrei avuto prima se beta 2 avesse incontrato alfa 2, fatta la retta intersezione tra i due piani su R', pardon, prima su R secondo o con secondo, che poi riporto su R', che coincide ovviamente con beta 1.